16 indagati. Sarebbe questo il risultato di una maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Vicenza su presunte irregolarità nell'autentica delle firme raccolte per consentire ad alcune liste di partecipare alle amministrative di Vicenza nel 2023. L'indagine, che sarebbe partita dopo un esposto, coinvolgerebbe consiglieri comunali ed esponenti di diverse forze politiche, sia di centrosinistra che di centrodestra. L'indagine avrebbe puntato i fari non solo sulle modalità con cui sono state raccolte le firme utili per la presentazione di alcune liste che hanno partecipato al voto, ma anche sulla loro autenticità grazie alla consulenza tecnica di un perito. Ci sarebbe stato un blitz delle Fiamme Gialle di Vicenza negli uffici comunali e a quanto pare sarebbero state sentite decine di persone. Adesso toccherà agli indagati rispondere alle ipotesi degli investigatori. Dall'amministrazione bocche cucite, il sindaco oggi non commenta, ma se fossero confermate le circostanze presumibilmente emerse dall'inchiesta, ci si domanda se potrebbero esserci ricadute sulle liste che compongono l'attuale Consiglio Comunale. In tal caso sarebbe un terremoto politico.